capo in tribunale a Treviso, giornata nei palazzi di giustizia veneti per il guardasigilli priorità. Sarà data la copertura dei ruoli amministrativi, ma Carlo Nordio ha parlato anche di migrazione e abuso d'ufficio. Nel pomeriggio a Unai di Fonte la veglia di preghiera per la 22enne travolta e uccisa dal coetaneo ubriaco. Dolore ma anche rabbia. La mamma e la sorella tentano di allontanare il fidanzato che l'ha lasciata andare via quella notte. Paura a Tribano, nel Padovano un imprenditore affronta 3 ladri che erano entrati in casa sua, viene ferito ma riesce a metterli in fuga. Razzie continue nella Marca, non solo raid negli appartamenti, nel mirino anche la villa dei Goppiona a Treviso. I banditi sono arrivati in barca dal SIL e l'associazione Furti in corso, il peggio non è ancora arrivato. Notte di paura a Trissino per un incendio che ha devastato il capannone di un'azienda in zona industriale Superlavoro, dei vigili del fuoco, danni ingenti, il sindaco non c'è pericolo, inquinamento. Olimpiadi invernali 2026, il ministro dello sport Abodi annuncia domani il nome dell'amministratore delegato della fondazione che gestirà i giochi. La bagarre scatenata sul possibile spostamento della statua del Gattamelata all'interno del Museo del Santo a Padova. Il sottosegretario alla cultura Sgarbia è lapidario, impossibile a decidere la sovrintendenza che rappresenta lo Stato. Ben ritrovati TG Veneto, partiamo come sempre dal sondaggio che vi propone Ring, questa sera è dedicato all'immigrazione. Il quesito è questo: migranti, sbarcare solo donne, bambini e fragili? Diteci la vostra utilizzando i numeri che vedete in questo momento. Per il sì componete lo 0422 16 26 691, per il no lo 0422 16 26 690. La chiamata, lo ricordiamo, gratuita. Il voto, se sentite occupato, è stato registrato. Di migranti ha parlato oggi anche Carlo Nordio, neoeletto ministro alla giustizia, è arrivato a Venezia prima, poi a Treviso, ma non ha parlato solo di migranti, anche di abuso d'ufficio e poi di come risanare lo stato di salute dei tribunali del Veneto. In questo ambito gli uffici del Veneto, Venezia e soprattutto Treviso sono in una situazione di sofferenza intollerabile. So perfettamente quale sia la situazione dell'organico, della carenza dell'organico e della carenza di chi, pur appartenendo all'organico, è quella che si chiama una forza assente. Intervenire subito sulla carenza di personale, soprattutto amministrativo, questa è la priorità del guardasigilli Carlo Nordio in visita istituzionale nei tribunali di Venezia e Treviso, realtà dove ha trascorso decenni di vita professionale e dove, dice, la politica è spesso mancata. Diverse le ipotesi sul tavolo per recuperare organico. Non ultimo, attraverso questo potrebbe porre dei problemi di ordine giuridico ma risolvibili, un reclutamento regionale, perché molti posti vengono scoperti perché delle persone provenienti da regioni lontane, per ottimi motivi familiari, però appena arrivate qui chiedono il trasferimento. E la situazione di Treviso è dannatamente sofferente in questo. Ma un conto è l'emergenza personale, un altro la riforma dei codici di procedura che richiederà più tempo, anche l'intera legislatura, e poi la famosa sburocratizzazione con Nordio che racconta un episodio personale. Io ero a Roma, è arrivata a casa mia una cartolina verde, Tribunale di Treviso. Naturalmente mia moglie si è preoccupata perché una cartolina verde cosa significa? Sapete, siamo 3 tecnici, quindi... Una cartolina dalla Corte d'Appello solo per confermare l'avvenuta elezione alla Camera in un florilegio di articoli e commi con tutto il suo carico di costi e ore lavoro di funzionari. Questo è l'indizio numero 1 di un apparato burocratico ottocentesco che va smantellato. Non dico che vada riformato, va smantellato. Ci sono poi i temi dell'attualità. A Treviso Nordio viene accolto anche dal sindaco Mario Conte, che in occasione delle celebrazioni del 4 novembre aveva chiesto proprio al neoministro di rivedere la disciplina del reato di abuso d'ufficio, uno spettro per molti sindaci e funzionari alle prese con l'operatività quotidiana. La modifica radicale del reato di abuso di ufficio è richiesta dai sindaci e soprattutto di sinistra, e quindi penso che daremo loro ascolto. Inevitabile guardare poi a quanto succede nel Mediterraneo con il braccio di ferro tra governo e navi delle ONG. Il Trattato di Dublino è chiarissimo.
la gestione dei migranti deve essere fatta dallo Stato di primo accesso e se una nave straniera in acque internazionali accoglie dei migranti, lo Stato di primo accesso è lo Stato di bandiera di quella nave. A proposito di migranti, le parole di Beppe Caccia della ONG Mediterranea che ieri ha contestato a Venezia il ministro Piantedosi, meno propaganda, più impegno da parte dell'Europa. Al ministro Piantedosi abbiamo voluto portare la voce di 1075 donne, uomini e bambini che il governo italiano ha bloccato per oltre 15 giorni in alto mare. La voce dei 1000 migranti bloccati a bordo di 4 navi umanitarie, Beppe Caccia l'ha portata assieme ad altri 2 attivisti della ONG Mediterranea al ministro degli interni Matteo Piantedosi a Venezia per la cerimonia di insediamento del nuovo rabbino capo. Gli sbarchi selettivi avvenuti in queste ore al porto di Catania, peraltro, sono definiti una pratica discriminatoria verso persone in fuga dagli abusi e dalle violenze che avvengono in Libia. Una pratica non solo umanamente inaccettabile, ma che viola il diritto internazionale e le leggi italiane. Stiamo parlando di numeri che per il nostro paese, per l'Europa intera, sono facilmente gestibili. A non volersi far carico degli arrivi e della solidarietà con queste persone sono proprio quei governi di destra che sono gli alleati di chi attualmente governa il nostro paese. Nelle prime 2 settimane del governo Meloni, aggiunge Caccia, sono avvenuti 10.000 sbarchi. 5.000 migranti sono stati soccorsi da imbarcazioni militari e delle forze dell'ordine italiane. 4.000 circa sono arrivati in autonomia e solo 1 migliaio attraverso navi civili e umanitarie. A queste persone che per la gran parte, nella maggioranza dei casi, non vogliono rimanere in Italia, ma vogliono andare a trovare lavoro o sostegno in altri paesi europei, vanno trovati dei meccanismi di ridistribuzione. Ed è questo il compito della politica, non fare propaganda sulla pelle della persona. A una di fonte ora nella Marca trevigiana per l'ultimo saluto a Miriam Ciobanu, la 22enne travolta e uccisa da un coetaneo che guidava sotto l'effetto di alcol e droga nella notte di Halloween. Per rispetto non dovevi neanche presentarti. Le lacrime, la disperazione e poi, alla fine di una lunga giornata, la rabbia. È la madre di Miriam Ciobanu, insieme alla sorella nel giorno dell'addio, che, vinta dal dolore, si scaglia contro il fidanzato Tommaso Dal Bello. Non dovevi nemmeno presentarti, gli dice. Sul sagrato della chiesa ci sono anche i carabinieri. L'ultima notte della sua vita Miriam l'aveva passata con lui. Una discussione all'alba e poi lei che se ne va e nel buio viene centrata dall'auto di Alessandro Giovanardi, suo coetaneo, che a folle velocità stava tornando a casa dopo una serata, trovato poi positivo ad alcol e droga. Il feretro arriva al suono delle campane, una bara chiara con fiori freschi di ogni colore e margherite. Ad attenderlo la famiglia, tutti, mamma Adriana, papà Giovanni, Charlie, la sorella, Enrico, l'ex fidanzato, sono mano nella mano e si stringeranno anche in chiesa una mano nell'altra, forti, in un unico abbraccio. Stiamo qui per la forza dell'amore, per la forza della speranza, nella certezza di questo saluto che è un arrivederci. E allora, con tutto l'amore che abbiamo, con tutta la speranza che nutriamo, con tutta la fede che ci è possibile avere in momenti come questi, salutiamo Miriam. La vita è troppo breve per farci travolgere dall'odio e dal rancore. Amiamoci gli uni con gli altri, il messaggio di Don Gabriele. In chiesa anche i 3 sindaci uniti da questa tragedia, Pieve del Grappa, Fonte e San Zenone degli Azzelini. Bella dei tuoi occhi intensi e profondi, bella come i gigli del campo che il Vangelo ricorda, bella del tuo nome. Uniti nel dolore fino alla fine, ora servirà tempo per ricostruire e servirà farlo solo insieme. Andiamo a Tribano, un imprenditore ha affrontato 3 ladri che erano entrati in casa sua, riuscendo a metterli in fuga. Uno dei 3 il giorno prima era entrato in un noto ristorante di Arquà Petrarca.
Un quartiere residenziale di villette a 2 passi dal centro del comune, il luogo ideale per i malintenzionati che agiscono con il calar delle ombre della sera. Stava rientrando dalla spesa settimanale con la moglie, la prima ad accorgersi che in casa c'erano i malviventi. Non ha perso neppure un attimo un imprenditore di Tribano che ha afferrato uno dei 3 uomini presenti per la giacca e il collo prima di essere colpito con una sedia dai complici che così si sono assicurati la fuga. Immediata la denuncia ai carabinieri che stanno passando al setaccio le telecamere della zona. Uno dei 3 sarebbe lo stesso entrato solo 24 ore prima nello storico ristorante La Montanella di Orco a Petrarca. Ecco le immagini. Una situazione che esaspera i cittadini, condivisa anche dal sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana. Io ho un comune da 4.300 abitanti, ho un solo vigile che naturalmente è presente durante la giornata, qualche volta di sera. E se pensiamo che abbiamo una sola pattuglia dei carabinieri che di notte fa tutta la bassa padovana, è veramente molto preoccupante. Qui il problema è anche investigativo. In questo caso il nostro cittadino ha preso uno dei 3 malviventi, l'ha visto benissimo in faccia, come io sto vedendo te in questo momento, ed è impossibile fare un identikit. Ci è stato detto che sono cose che si vedono per la televisione. Qua dobbiamo capirci, o prendiamo il telefono e a chi capita diciamo scusate è andata così, la prossima volta capiterà un altro, oppure ci mettiamo di buzzo buono, iniziamo a fare le indagini per quello che valgono e allora becchiamo questa persona che tra l'altro era ad Acqua Petrarca poche ore prima. Ladri anche in casa Goppion, la famiglia Re del Caffè nella Marca trevigiana, pensate, sono arrivati in barchino dal Sile, escalation di furti, lo conferma l'associazione Furti in Corso. Uno sbocco sul Sile che ha servito ai ladri per entrare in casa senza destare sospetti. Via Silvio Pellico, la villetta presa di mira questa volta è della famiglia Goppion, di proprietà di Silvia Goppion. Ladri che hanno agito al buio, nonostante fossero soltanto le 6, complice l'ora legale, entrati facilmente perché l'allarme non era inserito. Sono riusciti a portare via diversi oggetti in oro. Diverse ore dopo, la seconda visita scongiurata in una casa disabitata grazie all'allarme entrato questa volta in azione. L'escalation di furti è confermata anche dal presidente dell'associazione Furti in Corso, una rete di cittadini che annovera anche forze dell'ordine al suo interno. E non si parla di 1 o 2 bande, ma molte bande organizzate, anche perché fanno a distanza di veramente pochi minuti anche vie anche dello stesso comune, ma comunque abbastanza distanti, quindi anche lì non è una banda solo. Arrivano in stagione, depredano tutti e tutto senza guardare nulla, nessuno, e poi se ne vanno sparendo nell'oblio. Con la barca dal Sile o con la gente in casa, Dema parla di una nuova spregiudicatezza delle bande. Quest'anno è partita leggermente più in ritardo la situazione di furti e spero che non riprendano i giorni persi più avanti, no? Perché purtroppo succede anche questo. Furti in Corso, divenuto negli anni cassa di risonanza per tutte le vittime di furti, aveva chiesto un incontro alle istituzioni, sollecitando la nascita di una collaborazione più concreta. Un incontro in prefettura che non c'è mai stato. In questo momento, quando si sa che ci sono questi un paio di mesi, massacranti a livello di furti, concentrare di più sull'attenzione sull'anti, rapina e antifurti, piuttosto che magari su altro. E ai cittadini denunciare sia i furti ma anche i tentati furti, le tentate frazioni, perché questo fa sì che non andiamo nelle classifiche a favola, come dico sempre io, ma andiamo anche a ricevere degli organi in più di polizia e carabinieri quando c'è la riorganizzazione poi nel territorio. A Trissino, nel Vicentino, ora per un incendio che è divampato nella zona industriale, intervenute 5 squadre dei vigili del fuoco, allarmati anche i cittadini, l'aria è respirabile, dice il sindaco. Trissino, un grosso incendio nella notte ha devastato un capannone di 10.000 metri quadrati della Vibo SPA, un'azienda di produzione di accessori metallici per mobilifici. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma le dimensioni del rogo visibili a chilometri di distanza ha creato molta apprensione tra gli abitanti della zona. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, facendo intervenire numerose squadre dei vigili del fuoco nello stabile di via Arzignano. 27 complessivamente i pompieri coinvolti nelle diverse fasi dello spegnimento, arrivati con 4 autopompe, 4 autobotti, un'autoscala e altri mezzi di supporto. L'incendio era di vaste proporzioni, come potete vedere.
siamo riusciti a salvare, se non altro, una parte della produzione. È servita tutta la notte per avere ragione delle fiamme e spegnere tutti i focolai, mentre sono ancora in corso le fasi della bonifica. Non sono stati ancora quantificati i danni, che potrebbero aggirarsi a centinaia di migliaia di euro. La stima sembra però essere ingente, visto che l'intero capannone, i macchinari e la merce contenuta sono andati completamente distrutti. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei tecnici e dei vigili del fuoco. Voglio anche tranquillizzare i residenti che non c'è nessun pericolo di inquinamento, perché all'interno ci sono sostanze biodegradabili, usavano sostanze biodegradabili. Sotto il profilo della sicurezza erano delle aziende più all'avanguardia. Vogliamo essere vicini al titolare dell'azienda, che siamo qua a disposizione perché è un'azienda, ripeto, importante, che dà lavoro a qualche centinaio di persone. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ripartiamo dal nuovo AD di Milano Cortina. Indiscrezioni, parlerebbero del veronese Andrea Vernier. Credo che il nuovo nome lo indicheremo domani, ma già da dopodomani o comunque entro la fine della settimana deve comprendere le cose da fare. Sono convinto che scioglieremo i nodi in tempi brevi. Così ha detto a Milano il ministro dello sport Andrea Abodi. Ha detto di individuare un profilo partendo dalle caratteristiche della persona, non scegliendo il migliore in assoluto, ma il migliore in relativo, perché le vicende olimpiche hanno bisogno di una conoscenza profonda, le tempistiche sono strette, avremmo bisogno di interventi ministeriali. Dunque il nuovo nome dovrebbe essere indicato già nella giornata di domani, ma appunto, come vi dicevamo, indiscrezioni parlano del veronese Andrea Vernier. E ora ci spostiamo a Padova per la bagarre scatenata sul possibile spostamento della statua del Gattamelata all'interno del Santo di Padova. Ha parlato oggi Sgarbi. È impossibile. Qui non si sta parlando di cose private o di proprietà del Vaticano o dello Stato Pontificio, si parla di un bene universale che appartiene alla città e appartiene al mondo e che sta all'aperto da secoli e che può essere giustamente restaurato e anche riprodotto per farne gli usi che vogliono loro, ma l'originale sta all'esterno, punto. Questione di regole e di rispetto dei ruoli. È lapidario Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura del governo Meloni, che sulla statua equestre il Gattamelata di Donatello, che nel disegno della delegazione pontificia al termine del restauro dovrebbe essere spostata al Museo del Santo e sostituita sul sagrato da una copia, desidera ripristinare i termini di correttezza istituzionale. Si parla di scienziati che dovrebbero decidere, non decidono gli scienziati, decide lo Stato e decide la sovrintendenza. Io ho semplicemente richiamato in modo molto semplice le regole e i dati precisi che non possono essere rovesciati. Il comitato può essere utile, gli scienziati, parola che non capisco bene cosa significa, saranno una parte tecnici del restauro. Chi li guida? Quando c'è un restauro, chi lo guida? La sovrintendenza. È improvvisamente cambiato qualcosa? Perché questa cosa parte non da Magani, a cui ho dato pieno mandato, ma parte dal delegato pontificio, perché hanno in mente qualcosa di assolutamente inaccettabile, di fare un museo, cosa che è giusto fare quando devi ricoverare delle opere che non sai dove mettere, ma quella è nata lì ed è uno dei 10 monumenti nazionali vincolati. Un plauso all'encomiabile opera di restauro avviata, coordinata dalla soprintendenza, con al vertice Fabrizio Magani. Arriva da Sgarbi, che sulle copie al museo puntualizza. All'interno abbiamo messo in modo ridicolo e penoso il Marco Aurelio, di cui ho fatto un'orripilante copia, che tra l'altro gli archeologi sapevano benissimo non fosse necessaria. Cioè il bronzo è fatto per stare all'aperto, exegi ere perennius, quindi non riesco a capire, la discussione non esiste, non è che io personalmente, a parte che sono un critico d'arte, sono uno studioso del Rinascimento, ma qui non è in gioco il mio parere, io sono il rappresentante del Ministero, quindi il Ministero che indica al sovrintendente il percorso che il sovrintendente sa meglio di me. Quindi la responsabilità di tutto è del sovrintendente, lei sta chiamando me perché io mi sono espresso, ma quello che leggo, facciamo un museo, il sindaco dice facciano un museo e ci mettano le copie, bellissimo, un museo delle copie. Restiamo a Padova. In molti conoscono la cattedra di Galileo, in pochi sanno che l'Ateneo Padavino custodisce la quinta vertebra di Galileo e questa volta è stata anche riprodotta in un modello 3D.
Presentata la riproduzione della quinta vertebra di Galileo Galilei, il modello 3D ricostruito grazie alla scansione a luce strutturata sarà disponibile anche in consultazione da tutto il mondo. Può servire a tantissimi scopi. Il primo banalmente può essere quello della musealizzazione virtuale, per cui il modello 3D diventa fruibile ad un grandissimo pubblico sul web e il modello può essere navigato, come si usa dire oggi, nel senso che l'utente finale può ruotare il modello. La quinta vertebra di Galileo fu presa dalla bara dello scienziato a Firenze 100 anni dopo la sua morte dalla commissione che era stata incaricata di traslare il corpo nel 1737. Da lì passò di mano in mano fino al 1820, quando il medico vicentino Domenico Tiene la regalò all'università dove è stata custodita fino ad oggi. Un oggetto che racconta ancora molto del grande scienziato. Si può vedere qui nella vertebra la degenerazione dovuta all'età avanzata di Galileo, seppur non siano presenti gravi malformazioni patologiche da notare, ma si può vedere i processi di osteofitosi del corpo vertebrale, le degenerazioni artrosiche dei processi articolari che confermano come Galileo soffrisse di una forma di artrite che fu una delle potenziali cause di morte. Un ulteriore esempio di sapere condiviso che caratterizza da 800 anni l'Università di Padova. Questa reliquia laica, possiamo definirla così, sia un oggetto che dialoga in maniera veramente profonda con la cattedra di Galileo che si trova alle mie spalle e che quindi sia un oggetto che nella narrazione che viene costruita per il pubblico sia un oggetto che veramente è fortemente, parla molto, è fortemente inclusivo dal punto di vista della comunicazione della storia dell'Università di Padova. Ci fermiamo, dopo di noi TG Venezia, grazie per essere stati in nostra compagnia, buona serata, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Benvenuti al Meteo. Tempo ancora buono sul nostro territorio, anche se la pressione atmosferica torna a diminuire. Il dettaglio di martedì 8 novembre. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso. Avremo maggiori annuvolamenti nella seconda parte della giornata. Tuttavia nelle ore più fredde saranno possibili foschie e locali nebbie in pianura e nelle valli. Precipitazioni assenti. Temperature senza variazioni, minime tra 0 e 8 gradi, massime invece comprese tra i 13 e i 16 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo in genere poco nuvoloso per velature progressivamente più estese. In serata ulteriore aumento della nuvolosità. Temperature minime sui 6-11 gradi, massime intorno ai 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato anche qui con nubi alte, a tratti estese e marcata escursione termica. Avremo temperature minime infatti intorno a 0-3 gradi, massime infine intorno ai 15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.